Ricomincia il campionato, prima giornata del girone C di eccellenza 2024-2025. Il Portogruaro ospita al Mecchia il Permac Vittorio Veneto, due squadre tra le più giovani di tutto il campionato, che avevano ben figurato nella scorsa stagione. Buon primo tempo con azioni da ambo le parti e al settimo si rende pericoloso il Permac, qui Lucchetta chiude Sordon in scivolata, passano pochi secondi. Voltiamo pagina e la stessa Sordon si presenta davanti a Fontana con la punta dello scarpino, coglie il palo. Sul ribaltamento di fronte ci prova anche Anzellotti, giovanissima, classe 2009, all'esordio assoluto, buona la sua prova. 15esimo Piovesan in scivolata, chiude bene Sovilla e dal calcio d'angolo successivo non scaturisce nessuna occasione rilevante. Non è nelle immagini, ma un'altra buona chance per Anzellotti liberata davanti a Daronc, e arriviamo al 25esimo con il colpo di testa tentato da Tollardo che non trova un buon impatto. 29esimo Rajkovi stringe troppo il suo destro e al 30esimo ci prova anche Marchesin dalla distanza. Non è nelle immagini l'espulsione per doppia ammonizione di Modolo, quindi ospiti in inferiorità numerica a partire dalla mezz'ora. Arriviamo così al 40esimo con il sinistro in contropiede di Bardan, ma è ben più pericolosa. 44esimo qui Brigiotti, si distende Fontana ed è su questa chance che si chiude il primo tempo, un primo tempo ben giocato da entrambe le formazioni. Con le immagini di Gabriele Zoia vediamo dunque la ripresa, cross qui di Zande Giacomi da corner, riceve Brigiotti in area, incrocio dei pali colpito dalla numero 9, secondo legno per le ragazze di mister Cipriani nonostante l'inferiorità numerica. 10° minuto ci prova ancora Marchesin dalla distanza, alto. 15esimo, migliore occasione della partita per le Granata, non trova il pallone Tollardo a centro area, Zuccolin sotto porta. Cerca il tap-in, ma il suo destro si spegne a lato. Calcio di punizione qui di Lyon, impreciso, e arriviamo al 30esimo, possibile svolta del match. Lucchetta interviene su Tomio e rigore secondo Stefanutto di Portogruaro. Le immagini non chiariscono fino in fondo l'entità del contatto. Di sicuro Fontana si conferma eccezionale sui calci di rigore, vince il duello con Lyon come aveva fatto nel quarto di finale della scorsa stagione contro la Bassanese. Si rimane dunque sullo 0-0, cross di Marchesin. Eravamo al 35esimo, il colpo di testa di Fiorin bloccato da Daronc e pochi secondi dopo il cross di Marchesin non trova nessuna compagna. 37esimo, Zande Giacomi, Fontana ancora, Zande Giacomi ancora, Fontana, doppio intervento decisivo da parte della numero 1 Granata. Vedete qui il primo stilisticamente non perfetto ma efficace, e poi chiude lo specchio ancora Fontana. Lyon al 40esimo si fa trovare pronta la numero 1. 42esimo Cecco, buona la traiettoria, era un'ottima posizione questa, sfiora l'incrocio dei pali. Ancora qui vedete una entrata di Sovilla, blocca Fontana e Vignandel al 44esimo, finale piuttosto concitato. 49esimo rispinge Lyon, arriva in corsa Rajkovi, molto stanca, non inquadra, lo specchio termina così 0-0. Qualche rammarico per il Porto vista la superiorità numerica, ma un punto che muove la classifica. Un saluto da Davide Gasparotto.